È straordinario pensare che esponenti di sinistra denuncino il ministro degli interni Salvini perché fa il ministro degli interni. Voglio ricordare che quando governavano loro sono arrivati almeno 700.000 immigrati in Italia, più o meno 160-170.000 all'anno, e i dati ufficiali, non quelli dell'ufficio di qualche partito della Lega, ma i dati ufficiali ci dicono che fatto 100 solo 7 immigrati, quindi solo il 7% è scappato dalla morte, dalla fame e dalle persecuzioni. Quindi stiamo ospitando il 93% di questi 700.000 migranti senza averne titolo, perché abbiamo i nostri veneti, i nostri cittadini italiani che vivono in difficoltà e magari nessuno li aiuta. Quindi pensare che qualcuno denuncia il ministro degli interni per istigazione all'odio razziale per me significa che denunci un ministro perché fa il ministro. Così il presidente della regione del Veneto Zaia commenta la denuncia presentata a Treviso nei confronti di Matteo Salvini per istigazione all'odio razziale. La Lega compatta fa quadrato attorno al leader con il segretario della Liga, Gianantonio D'Arè, che rincara la dose. Vorrei essere denunciato anch'io assieme a Salvini perché penso che difendere il proprio territorio sia una cosa dovuta e il ministro Salvini sta facendo questo. Se poi per loro non va bene e bisogna essere denunciati, voglio partecipare anch'io in maniera attiva ed essere denunciato anch'io. Saluti e baci a Cip e Ciop. Del resto lo stesso Salvini non ha mai fatto mistero delle sue opinioni, postando questo video nei giorni scorsi nel quale commentava l'ipotesi di denunce relativamente all'ultimo episodio della nave Diciotti. Ho le spalle larghe, penso di avere il sostegno della stragrande maggioranza dei cittadini italiani, dirò di più, anche della stragrande maggioranza degli immigrati regolari e per bene che sono in Italia, e mi dicono: Salvini chiudi, Salvini controlla, Salvini ci vogliono regole, rispetto, ordine, sicurezza, pulizia. Questo faccio, questo sono pagato per fare. Mi volete indagare? Indagatemi. Mi volete processare? Processatemi.